Estate è tempo di grandi manovre anche nei consigli regionali del Nord-Est, con il Veneto impegnato ad approvare il primo programma triennale per le politiche per la famiglia, con una dotazione di 29 milioni, approvato a maggioranza. Applica la legge quadro sulla famiglia, 20 milioni e mezzo per potenziare i servizi, 5 per le amministrazioni locali che attiveranno progetti per le famiglie fragili, quelle numerose, monoparentali, con parti plurigemellari o figli orfani, e 2,5 per il potenziamento dei consultori familiari. Famiglia che cambia sempre più in Veneto. Delle 2.098.446 famiglie oggi residenti, 624.000, quasi il 31%, sono composte da una sola persona. Le famiglie tradizionali con 2 figlie sono 717.000, il 6% in meno del 2007. Le famiglie con un solo genitore 202.000, il 15% in più rispetto al 2007. Quelle ricostituite sono in aumento del 30%, le unioni civili sono 502. Le coppie non coniugate rappresentano il 10% del totale e sono il 60% in più rispetto a 10 anni fa. Quelle senza figli sono aumentate quasi dell'11% nell'ultimo decennio. I figli si fanno sempre più tardi e 45 coppie su 100 hanno un solo figlio. L'andamento della natalità è quindi sempre più in flessione. Nel 2019 sono nati in Veneto 33.333 bambini, 15.282 in meno rispetto al 2008. L'Aula di Palazzo Ferrofini ha dato invece il via libera anche all'assestamento di bilancio. Con quasi 30 milioni di euro servirà a diversi settori, dal completamento del terraglio est alla mobilità, alle politiche sociali, alla famiglia, alla protezione civile, dall'ambiente alla tutela del territorio, dall'agricoltura e pesca al diritto allo studio, allo sport, e ancora cultura, edilizia pubblica, scuole paritarie, edifici di culto, con una dotazione di 650.000 euro anche per il contrasto alla fauna selvatica e 500.000 euro per il settore pesca e acquacoltura. In contemporanea, anche a Trieste, il Consiglio del Friuli Venezia Giulia ha approvato una manovra di assestamento da oltre 811 milioni di euro complessivi, che porta in dote un avanzo di amministrazione straordinario al quale si sommano maggiori entrate. Una quota importante ricade su investimenti pubblici, 287 milioni, e privati 62 milioni. Oltre che un capitolo a parte per i ristori della questione energetica, 66 milioni, e stanziamenti nel settore energetico, 15 milioni e mezzo. Alla persona vanno infine 227 milioni e mezzo di euro.